diamo la parola per le conclusioni di questa seconda sessione a Fabio Migliorati, vicepresidente della Fondazione Fiorentino Sullo e assessore alla coesione sociale del comune di Castione della Presolana, se esatta la dizione. Giusto. A te la parola, Fabio. Grazie. Grazie veramente di cuore a voi tutti, alla pazienza, anche perché si arriva a un orario anche abbastanza importante, tardo. Grazie a Gianfranco per tener viva questo appuntamento così importante che dà poi l'avvio e segna l'agenda storicamente un po' della politica in Italia. Grazie anche a Giampiero Catone e alla discussione per questo loro sforzo importante. Prendo due spunti. Anch'io purtroppo non posso iscrivermi tra coloro che hanno conosciuto direttamente Carlo Donat-Cattin. Quando lasciava la scena di questo mondo io ero poco più che ventenne, per cui so di Donat-Cattin soprattutto per ciò che ho sentito dire, ciò che ho letto di Carlo Donat-Cattin, grazie soprattutto anche a Merlo e alle pagine di Avvenire che ogni tanto torna su questi argomenti. Per prendere solo due spunti su quanto mi viene riguardo a Carlo Donat-Cattin. Innanzitutto questa sua preoccupazione costante, continua, questo filo rosso che ha segnato un po' sempre la sua esperienza e la sua vicenda politica. Lui sentiva forte la necessità di dover sospingere, guidare, incoraggiare questa uscita dall'area della subalternità delle classi popolari, per poterle fare aderire invece ad un processo decisionale perché diventassero protagoniste della vita politica del proprio paese. Questa era una delle sue preoccupazioni, mi pare di aver capito, che hanno segnato da sempre la sua esperienza politica. Questo è importante, perché lui aveva anche individuato ed era consapevole che per fare ciò, per fare in modo che le classi popolari potessero veramente uscire dalla subalternità, dovessero avere gli strumenti innanzitutto culturali, gli strumenti di elaborazione politica, e aveva individuato lo strumento fondamentale che tra l'altro è riconosciuto nella nostra Carta Costituzionale, che è quello dei partiti, il ruolo fondamentale dei partiti. Non a caso, almeno la mia lettura è questa, la crisi degli ultimi 20 anni, soprattutto valoriale, soprattutto nella formazione, nella selezione della classe dirigente, coincide non a caso con la crisi dei partiti, perlomeno come li abbiamo conosciuti nel Novecento. Secondo me da questa esperienza, da questa sua preoccupazione dobbiamo ripartire. Dobbiamo ripartire a ricostruire un tessuto connettivo di questo Paese che abbiamo perso. Diciamo il tema è tempo di transizione, un bel programma, una bella parola da dire, vuol dire tanto, vuol dire tantissimo, vuol dire soprattutto tanto impegno. Transitare, passare da un punto ad un altro punto, da una riva che si conosce, purtroppo spesso conosciamo anche molto lacerata, fragile, verso, si spera, una riva, un approdo migliore. Per fare questo, per passare da una riva ad un'altra riva, bisogna costruire ponti, non muri come si stanno sentendo in queste settimane, ponti. E la politica ha solo questo compito. Ha il compito di costruire ponti. Ha il compito di costruire ponti, ma anche il compito di disegnare un orizzonte. Purtroppo le nostre nuove generazioni le vediamo, le difficoltà, ne vediamo tutta la fragilità, ma ragazzi gli stiamo consegnando. Che prospettive gli stiamo dando?
che orizzonti gli stiamo disegnando, che ponti stiamo costruendo. Stiamo costruendo muri attorno alle loro vite, attorno alle loro esistenze. Se la politica saprà riscoprire questo suo ruolo fondamentale, probabilmente troverà la forza, il senso, la ragione per andare avanti, per ritornare ad essere punto di riferimento e per non essere una disillusione totale come lo è stato anche nell'ultima tornata elettorale, dove quasi il 60% degli italiani hanno detto basta, basta. Questa era la prima riflessione di Carlo Donat-Cattin. Un'altra che riguarda la sua vita privata, ma dal quale traggo spunto ancora probabilmente, spero, per chi vorrà farsi carico di un impegno politico in prospettiva. Una persona senz'altro, per come ne ho sentito dire e leggere, dai forti accenti. Non era una persona accomodante, mi sembra. Era una persona che non era una voce del coro, nel coro. Era una persona che sapeva, da quello che l'ho immaginato io, come lo immagino, una persona che sapeva assumersi le proprie responsabilità, che sapeva anche nei momenti difficili, a muso duro, difendere certe posizioni, certi valori in cui credeva. Un uomo del genere ha avuto anche delle esperienze nella vita forti, anche all'interno della propria famiglia. Ha dovuto sopravvivere anche alla morte di un figlio, che penso che sia l'esperienza più drammatica comunque per qualsiasi genitore. Però io immagino che Carlo Donat-Cattin, perché poi è ritornato in politica, ma perché è tornato in politica Carlo Donat-Cattin dopo un'esperienza, qui c'è il figlio, dopo un'esperienza di questo tipo? Perché ne ha ritrovato la forza? Perché innanzitutto ha avuto il coraggio di fermarsi, di guardarsi attorno, immagino come padre di ascoltare, di guardare la propria famiglia, e quella pazienza certosina, continua, di ritessere, di ricostruire, di riallacciare quel tessuto, quei fili slacciati e sfilacciati, sia all'interno della famiglia e poi per poter essere contributo ancora alla società. Ma è partito da lì. La politica, se saprà veramente fare questa autocritica, questa analisi, saprà darsi gli spazi, i tempi per fermarsi, per ascoltare, per capire. Il 60% delle persone non votano più. Chi li ascolta? Chi li va a comprendere? Se sapremo ripartire da questo, questi sono secondo me gli insegnamenti principali che possono arrivare da una figura come Carlo Donat-Cattin. Forse, ripeto, la politica potrà trovare le ragioni e potrà tornare ad essere speranza anche per questo nostro popolo, per questa nostra Italia. Grazie della pazienza. Grazie Fabio.